Le do la notizia, ho dato il patrocinio alla Commission di Verona, partecipando in qualità di presidente, ho dato il patrocinio ed anzi parlerò in quei minuti che mi sono stati assegnati anche della rete famiglia, che è quella rete che vogliamo sponsorizzare a livello nazionale per creare un network di buone pratiche per dare risposta alle esigenze della famiglia. Tolto un patrocinio se ne fa un altro. Via quello del governo, in soccorso arriva il Friuli Venezia Giulia. Verona continua ad essere la capitale delle polemiche, in questi giorni sempre più vicine al Congresso Mondiale delle Famiglie. E proprio a poche ore dal ping pong infuocato tra il premier Giuseppe Conte, via il patrocinio del governo, e il ministro Lorenzo Fontana, il patrocinio deve restare perché riguarda il mio ministero, arriva la soluzione finale. Abbiamo ricevuto una diffida a utilizzare il marchio di Palazzo Chigi proprio ora, dicono in giornata gli organizzatori Antonio Brandi e Jacopo Coghe. Il cambio del logo è in corso, continuano, e in più siamo orgogliosi di annunciare il patrocinio della regione Friuli Venezia Giulia. L'annuncio ufficiale di Massimiliano Fedriga è arrivato ieri sera a Ring e il motivo del sostegno che va ad aggiungersi a quello della regione del Veneto è chiaro. Nonostante tutte le bugie uscite, come quelle relative ai relatori che avrebbero voluto la pena di morte per gli omosessuali, tutte fantasie smentite, ha detto Fedriga, non si tratta di un'iniziativa contro qualcuno, ma pro famiglia. Io sono profondamente convinto nella diversità tra uomo e donna, che guardi non c'entra nulla con l'orientamento sessuale. Io difenderò sempre, e lo ribadisco, chiunque rispetto al suo orientamento sessuale. Non mi interessa e lo difendo se viene discriminato. È una vergogna se qualcuno discrimina una persona rispetto all'orientamento sessuale. Altra cosa è la diversità fisiologica che c'è tra uomo e donna. Ma gli attacchi e i dubbi sui temi trattati dai relatori restano. Tutto questo mentre si è concretizzata l'ennesima spaccatura nel governo giallo-verde tra Movimento 5 Stelle e Lega con attacchi trasversali nemmeno troppo delicati. Quasi al termine di una settimana nella quale sono state già annunciate contromanifestazioni nella 3 giorni dal 29 al 31 marzo e non sono mancate nemmeno le minacce agli albergatori di Verona rei di dare ospitalità agli oltranzisti. Con le contestazioni del convegno di Verona sembra quasi che siano persone estremiste, medievali o d'altro, ma sembra incredibile, mi sembrano incredibili posizioni di questo tipo. Polemiche destinate a continuare man mano che ci si avvicina all'appuntamento e che rischiano di trasformare quel weekend in un momento di altissima tensione anche sul piano dell'ordine pubblico.